Buonasera a tutti, bentornati. Vediamo insieme chi abbiamo l'onore questa sera di avere in studio. Abbiamo Maurizio Conte, consigliere regionale Veneto per l'autonomia, Forza Italia. Buonasera. Conte, la regione Veneto, in parlo in generale, i cittadini veneti che hanno votato il 98% si aspettano questa autonomia con una certa determinazione. Zaia addirittura... È stato il popolo veneto che ha votato in una certa maniera, ha dato un segnale forte. Cioè, il popolo forte. Al di là dell'appartenenza politica, destra, sinistra, centro, Lega o non Lega, ha dato un segnale perché il 98% che è andato a votare ha detto sì, ha detto che il Veneto vuole maggiore responsabilità, competenze vuol dire maggiore responsabilità, ma anche, e lo ha detto il Presidente Zaia, i 9 decimi di quella spesa che effettivamente è fondamentale per garantire che poi il Veneto sia in grado di poter gestire quelle che sono le competenze. La preoccupazione è proprio questa, che quella bozza che gira sul tavolo del Consiglio dei Ministri sia una bozza legata soprattutto alla spesa storica. Vuol dire che se qua in Veneto per quelle competenze, per quelle azioni messe finora in atto dal governo per gestire certi servizi, hanno speso 100 per il Veneto, continueranno a dare 100 e se davano per le stesse cose 500 ad esempio alla Sicilia, continueranno a darne 500. Non cambia niente purtroppo sotto l'aspetto, e la preoccupazione è che gli alleati della Lega, in particolare quel ministro del Mezzogiorno, la ministra del Mezzogiorno che ha detto che non ci sarà un euro in meno a quello che è appunto l'apporto dello Stato, soprattutto alle regioni del sud, questo mi preoccupa. E mi preoccupa soprattutto in quello che appunto sono le due posizioni all'interno del governo, da una parte della Lega e soprattutto dalla parte dei 5 Stelle, che hanno avuto proprio un risultato forte al sud, a quel sud che chiede ancora, il reddito di cittadinanza vuol dire questo, sussidio, assistenza, assistenzialismo. Allora va contro quella che è la logica invece di autonomia. È proprio questa una sfida. Qui si gioca tutto il Presidente Zaia. Il Presidente Zaia che appunto spero porti a casa il risultato, un risultato che però sia concreto e consono a quello che è stato il mandato del popolo veneto, altrimenti non so come Zaia si proporrà nei confronti di questo governo che in teoria per lui è un governo amico. Esatto, perché poi fra l'altro qualche settimana fa, se non ricordo, per un mesetto fa, Zaia ha detto sui giornali, qua se non abbiamo l'autonomia andiamo in piazza. Andiamo in piazza. Spero che la reazione sia come quella in Francia, cioè che i veneti abbiano il coraggio di scendere veramente in piazza e dire questa volta o ci avete preso in giro ancora una volta o c'è veramente la volontà di questo governo di dare concretezza a quelle che sono le istanze di questo Veneto. Effettivamente la base, quella proprio genuina, quella di 30 anni fa, come ci diceva appunto Speranzon, quella che faceva le battaglie per la secessione, è molto amareggiata qui in Veneto. Io ho fatto 23 anni di Lega e sicuramente non mi riconosco in questa Lega, soprattutto perché non è più Lega. È l'evoluzione della specie salviniana, perché alla fine si verte sulla figura del capo. Anche l'evoluzione che sta avendo il partito diventerà verticistica, non ci saranno più le realtà forti regionali che appunto erano anche l'elemento di confronto interno al partito. Sorato è il leone là che una volta mangiava il peron, però effettivamente possiamo dire che non... Al di là del nome che rimane ancora non so per quanto Lega, ma effettivamente il partito è completamente cambiato, ha cambiato gli obiettivi politici. Anche perché l'evoluzione, prima si governava nella regione, adesso si governa a Roma e si deve conquistare l'Europa, perché questo è l'obiettivo. La mia preoccupazione è quando conquisteranno l'Europa andremo a rischiare di andare a fare la guerra con l'America, con la Russia, cioè c'è sempre qualcuno con cui esterno da cui dobbiamo difenderci. L'inverso di quello che era prima, ma era legato soprattutto a una difesa territoriale di identità di un popolo che aveva delle prerogative. Questo sono state abdicate, non esistono più e quindi è veramente una politica che non c'entra niente, possiamo dire, con la Lega del passato. Una domanda per Conte. Sì, sempre dal signor Mario S, che ha fatto prima anche la domanda per Sorato, quindi si vede che il tema dell'autonomia gli è molto caro. Non sarebbe il caso di trovare altre vie per arrivare all'autonomia, magari come hanno fatto in Valle d'Aosta?
L'autonomia si raggiunge per via democratica, innanzitutto, però se c'è la volontà appunto dello Stato di rivedere la Costituzione. Penso sia stato, e questo anche l'obiettivo di quello che è stato il referendum, che ha dato un segnale che all'interno della Costituzione una Costituzione si può cambiare. E penso sia proprio questo l'obiettivo, quello di cambiare in senso federale, perché alla fine l'autonomia vuol dire poi avere territori che si federano e hanno appunto consapevolezza che quello Stato che prima era centralista diventa uno Stato unitario perché valorizza le differenze appunto autonome delle regioni. Se questo non avviene, sicuramente ci sarà una responsabilità di chi ha promesso, di chi appunto ha avuto anche il consenso a livello territoriale forte, perché possiamo ammettere, la Lega ha avuto il consenso soprattutto al nord rispetto sicuramente a quel sud che però è dove è minoritaria, ha dovuto allearsi con quelli che erano i 5 Stelle che hanno avuto il consenso maggiore in territori diversi appunto del nord. E quindi è su questa una sfida che sicuramente mette di fronte anche una valutazione politica di quell'elettorato che adesso deve appunto valutare se effettivamente le prospettive con cui era approcciato anche al voto sono state attese. Bene, comunque alla fine parliamo di una situazione paradossale dal mio punto di vista. Io questa volta faccio l'imprenditore, mi spoglio dalla veste di presentatore e provo a fare l'imprenditore. Mi vedo appioppare un decreto dignità che comunque di dignità non ha nulla né per i lavoratori né per quanto riguarda le imprese. E infatti la disoccupazione è aumentata. Il PIL è sceso perché comunque c'è stato un governo che non è stato in grado di fare una manovra chiara e ogni giorno, dico ogni giorno, ci sono sul giornale delle variazioni e questo lo aggiungiamo e questo lo togliamo. E vi ricordate la famosa manina che a ottobre ha infestato tutti i giornali che poi insomma alla fine si è scoperto chi è. Ma è possibile che questa cosa qua non... Questo, Dio prima diceva appunto sicuramente i governi di centrosinistra non hanno dato, però dobbiamo ammettere, ad esempio l'industria 4.0, se tu vai dagli imprenditori, ha dato sicuramente un supporto tramite quello che è stato un aiuto importante sotto l'aspetto degli investimenti e ha permesso sicuramente anche l'innovazione tecnologica all'interno delle imprese. Quelle imprese che non sono solo le grandi imprese, le grandi industrie dalla Fiat, sono per noi soprattutto i piccoli imprenditori, gli artigiani, quelli che hanno bisogno di eliminare la burocrazia e questo non costerebbe niente perché eliminare la burocrazia vuol dire solo semplificare le norme e dall'altra parte quello della flat tax, di quello che vediamo al di là dei confini attrae le nostre imprese. Il 15-20% di tassazione delle imprese vuol dire rilanciare veramente l'economia, vuol dire permettere alle nostre imprese di rimanere qua, quindi garantire posti di lavoro e non vederle scappare all'estero al di là dei confini. Però che poi abbiamo ancora Maurizio Conte, consigliere regionale Veneto per l'autonomia di Forza Italia. Buonasera, grazie.